Adesso ascoltiamo dalla sua splendida voce, con la sua interpretazione, con l'accompagnamento del maestro Detto Mariano. Detto. Sì, come mai Detto? Perché mi chiamo così, mi chiamo Mariano di nome e Detto di cognome. Detto. Questa è stata la cosa più semplice del mondo. Detto E perché in effetti su questi diciamo così, copioni, un po' scritti come i matinali della polizia e dei carabinieri, mettono prima il cognome e dopo il nome. Sì, no, ma io ho un cognome che è un verbo coniugato, detto, e quindi messo prima, messo dopo crea un po' di confusione, per cui ho scelto di metterlo prima. Detto. È detto, questo è. E così fa più effetto, uno se lo ricorda meglio il suo nome. Detto. Sì, No, guardatelo perché bisogna guardarlo, c'ha la coda. Sì, è la bellezza quello, scusa. Sì, bello. Allora il maestro Mariano Detto, o Detto Mariano, dirige la musica scritta appositamente. Arnoldo Foà interpreta Tu a Paola di Ennio Cavalli. Musica di Detto Mariano, dirige l'orchestra il maestro Mariano Detto. Quando apparisti tu, si equilibrarono le gomme in tutte le officine. Ci fu un lampo di silenzio e poi un minuto di trambusto. Dal letto dei fiumi si alzarono vassoi di frescura. Le altre sentirono una mano sui fianchi e vennero trascinate lontano. Sulla terra piovvero rossetti, uncinetti, pagine gialle e rogiti. Tutti furono istruiti sul da farsi e il da farsi era già fatto. Un pirata nella taverna sul porto fatturò l'abbandono della schiava storpia, ma la schiava era già in fuga, coperta da 2 gambe perfette e dal titolo di principessa. Un seterzio di Napoleone e un marengo di Giulio Cesare si fusero in luccichii da collezione. Quando apparisti tu, la borsa toreò nell'arena del lucro e non ci fu chi perse. Lo scricciolo aveva pronti 6 nidi e la femmina scelse il più esatto. I giudici rientrarono in aula con sentenze caritatevoli e le arance incartarono di arancione i sentieri dell'anno. Se te ne andrai, questa pagina brucerà le mie dita.